Diamo il benvenuto all'ospite della domenica, Andrea Lo Cicero, il barone. Grazie per essere qua. Grazie a te per avermi ospitato Che qua. piacere. Ma questa cosa del barone è vera, però. Sì, sì, sì. Quindi di famiglia catanese, di famiglia nobiliare, no? Catanese, di famiglia nobiliare. Un giornalista tirò fuori questa cosa perché si è andato a fare una ricerca e alla fine i miei compagni di squadra mi hanno chiamato il barone. Poi uscirono degli articoli e successivamente a questo qualche giornalista francese disse: beh, lui mena come un barone, con eleganza. Ah, con eleganza, Con eleganza. certo, perché però menavi e te avevi questo ruolo di pilone sinistro. Per noi, come dire, ignoranti della materia, vuol dire... Diciamo che il pilone è quella figura portante di una squadra. Caspita. Che in qualche maniera durante le mischie è il bello e il cattivo tempo, cioè se i tuoi piloni stanno in forma sicuramente la tua squadra avrà molta carica. Ma le prende o le dà? Più le prende più le dà? Diciamo che in entrambi i casi abbiamo, come dire, possiamo prenderle e darle. Per questo Vabbè, diceva, è un po' la vita così. Per questo diceva, il francese diceva come sì. un barone. Come un barone. Come le baron. Come baron. Negli anni da appunto grande campione di rugby hai girato il mondo, ma hai giocato in Francia in particolare, come dicevi, con la Coppa del Mondo e la nazionale dappertutto. Qualche ricordo di quel periodo, di quell'esperienza? Beh, ho fatto ben 4 Coppe del Mondo, quindi iniziata nel 99 in Inghilterra, poi Australia, Francia, insomma abbiamo girato tanto. Le Coppe del Mondo sono diverse, diciamo, dagli altri sport perché ogni girone si ritrova in quella determinata città e gli altri gironi sono delocalizzati, quindi non vivi quel clima come possono essere le Olimpiadi o come delle altre Coppe del Mondo, per esempio quella della federazione di atletica. E in realtà noi siamo un po' separati, però sono dei ricordi stupendi perché comunque vai a fare una Coppa del Mondo, rappresenti il tuo paese. Dimmene qualcuno. Noi entriamo in questi alberghi dove praticamente ci sta delegazione italiana. Sicuramente ci portano in delle zone, per esempio in Australia eravamo nella zona italiana, quindi vedere le persone, gli australiani, italo-australiani che vivono il nostro momento e ci supportano è eccezionale. Bellissimo. Quindi è come se stai in Italia. Però vedi anche com'è il mondo attraverso gli italiani che vivono là, che ti introducono. Fai un'esperienza diversa, nel senso che conosci gli italiani che vivono in quel territorio, ma tu da turista sportivo puoi come dire, calarti in questa cultura e capire non solo chi abita là come italiano o come turista, ma anche come persona, diciamo, australiana, inglese, neozelandese, figiana, quello che vuoi. Fantastico, il mondo è piccolo per te. Ma alla fine ho viaggiato tanto e penso che il viaggiare tanto ti dia l'opportunità di conoscere tante culture diverse e non giudicare, perché oggi abbiamo la tendenza a giudicare. Il problema è perché molte volte non conosciamo le persone tra persone, quindi immaginiamoci se non sei mai andato all'estero e quindi hai una comprensione limitata, un po' chiusa. Se vai all'estero sicuramente è un'apertura mentale incredibile, se parli le lingue ancora di più. Fantastico, quindi dal punto di vista sportivo un ricordo, il primo che ti viene in mente? Beh, la prima volta che sono entrato con la maglia azzurra in un campo da rugby, rappresentare la tua città, la tua famiglia, quello che sono le tue origini, secondo me non ha prezzo. Perché? Perché quella maglia la vogliono tanti giovani, tante persone vogliono avere la maglia azzurra e quindi tu essere l'eletto unico rappresentante in quella maglia è stupendo. Beh, fantastico. Ma tu, oltre che di rugby e di cucina, di cui parleremo fra un momento e che gli ascoltatori conoscono bene, sei appassionato anche di vela, di giardinaggio.
Cosa dimentico ancora? Come fai a avere tutti questi? Diciamo che in questi anni che ho fatto la mia professione, quindi da sportivo, ho tralasciato delle cose che erano già delle passioni. Ecco. Quindi sono appassionato di medicina, di lettere e filosofia, di vela, ho fatto dei campionati, essendo catanese, cioè noi abbiamo il mare a disposizione, questa grande risorsa, perché non sfruttarla? E quindi diciamo che queste passioni oggi stanno riprendendo forma. La cucina è una di queste, lo studio sta continuando a piccoli passi, però... Ma riesci a barcamenarti a... Sì, trovi il tempo, come fai? Devi trovare il tempo, nel senso che non essendo un dipendente fisso di un lavoro, chiaramente, sono un libero professionista e in quella situazione difficile, molto difficile, ve lo posso assicurare, hai l'opportunità di coltivare quello che sono le tue passioni. Se le tue passioni, come il rugby, possono diventare professioni, tanto di guadagnato. Ma anche il giardinaggio, raccontaci un po' i segreti del pollice verde. Diciamo che io ho 13 ettari di giardino, quindi non è proprio un giardino. Da che parte? Ho dei terreni sulle pendici dell'Etna, ecco. E poi un'altra parte dei terreni stanno nell'Alto Lazio, quindi Roma Nord. Là produciamo zafferano e asine ragusane, quindi le nostre asine siciliane e ragusane sono, adesso c'è un gruppetto di queste asine che stanno e tu riesci a seguire? Sì, abbiamo un guardiano che ci aiuta, insomma, a gestire quando io chiaramente sono assente, però se uno si impegna ci riesce. Ma fantastico, veramente, complimenti, perché poi questo significa anche essere poliedrico, sei sempre stato così? Sì, sono sempre stato curioso, quindi la mia curiosità un po' mi ha portato a scoprire mondi che magari non conoscevo e quindi capire che cosa succedeva in quel mondo. Alla fine ti appassioni e cerchi di studiare perché, ok, parli di cucina, ho fatto un'accademia e alla stessa maniera devi entrare all'interno di una cucina per comprendere cosa succede in una cucina, i gusti, l'accoppiamento delle spezie che nel nostro territorio siciliano sono fondamentali. Certo. Quindi non basta la passione, ci vuole poi... Per forza, la passione in qualche maniera ti fa fare un percorso iniziale, ma è sempre un percorso da profano che non conosci. Nel momento in cui invece inizi a conoscere la macchina della TV, la macchina delle persone che seguono i tuoi programmi, chiaramente non puoi rimanere sulla banalità o sulla cosa ovvia. Superficiale. Devi scendere in profondità e quindi utilizzare anche i piatti più tecnici. Questo è il professionismo, veramente, a tutti i livelli. Senti, ma tu sei anche, di questo abbiamo parlato un'altra volta insieme, uno dei portatori della Vara di Sant'Agata, e quest'anno finalmente dopo la pandemia insomma, si è potuto esprimere al meglio nella città con i devoti. Che esperienza è stata? Quest'anno è stato molto molto bello e sono felice che Catania abbia risposto con una grande devozione, con realmente un cammino di fede. Questo per me l'ho detto in più e più occasioni, ma lo ribadisco perché è stato un momento importante. E mostriamo ancora una volta che questa è una festa che non è più dei catanesi ma è una festa internazionale, perché c'erano moltissimi, anche i voli, tu stesso nel TG hai raccontato che c'erano tantissimi voli che venivano dall'estero, questo abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Dovremmo sistemare tante cose, però su questo abbiamo vinto. Un po', diciamo, il contorno forse, non so, a che ti riferisci in particolare? No, il contorno, sai, quando vedi una città che accadono purtroppo situazioni di movida fuori controllo, di persone terrorizzate, i tassisti che hanno paura a passare da quella strada perché gli fanno la provocazione. Ragazzi, siate più, riflettete, quelli possono essere i vostri genitori e se voi fate un'azione negativa non è giusto. Esatto, e poi ne risente anche l'immagine della città e quindi
i turisti, l'economia, Esatto. oltre che naturalmente il fatto che uno non possa stare tranquillo a casa sua. Giustamente. Ci mancherebbe altro. Senti, come ti è venuta l'idea perché ora lo sveliamo, no? Di andare all'Isola dei Famosi? Com'è stato? Te l'hanno chiesto? Ti sei incuriosito tu? No, me l'hanno chiesto, io chiaramente sono una persona che prende le sfide di petto, quindi ho giocato in mischia e questa per me è una sfida importante. Perché Ma lì comunque deve essere dura, eh? deve essere molto 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 dura. Perché sei privato sicuramente del cibo, sei privato del telefonino, quindi non hai quella capacità di poter essere anche all'altra parte del mondo, ma essere vicino a casa. Giusto. Quindi secondo me questo è l'aspetto più importante. Ma cos'è? Ancora la curiosità a dominare? La curiosità per me è uno degli aspetti fondamentali. Penso che ogni giovane deve essere curioso, non solo nel momento in cui è giovane, ma anche quando è più grande, perché la curiosità è, come dire, un contenitore di cultura. Se questo contenitore di cultura tu lo riesci a mettere dentro di te e quindi scendere in profondità di ogni situazione, probabilmente ti aiuta nella vita. Ma questo ti potrà servire anche per quando capita qualche malinteso con qualche altro concorrente o no? Ma i malintesi diciamo, sicuramente per arriveranno, te li aspetti. ma è normale. Però uno deve essere anche, come dire, sano di mente nel gestire delle situazioni. Io non ho mai fatto un programma del genere, Cioè un reality così Sì, estremo, estremo perché questo è questo, molto estremo. E quindi non so quale sarà la mia reazione. Io mi conosco molto bene, però in quel contesto non so quale può essere la mia Quindi reazione. possiamo dire che un po' ti aspetti anche di conoscerti di più? Sì, e anche questo è un aspetto importante perché scendi ancora più in profondità per conoscere te stesso. Quindi, è bello come questo, diceva qualche filosofo, conosci te stesso. E quindi quale migliore occasione? E lì, sì. lì si va veramente curioso, insomma. È curioso, interessante e intrigante. È intrigante. Sì. Non hai preoccupazioni, non so, tu che sei Preoccupazione è la famiglia, chiaramente. La famiglia perché comunque sai che puoi stare fino a 3 mesi fuori di casa e capisci che io so badare a me stesso, la mia famiglia è uguale, però sai, il papà è il papà anche per i figli, Giusto. quindi è normale, è la figura che se è presente è una figura ben voluta nella famiglia. Se è un papà che non gli importa nulla della famiglia, capisci che è già distaccato. Pensi di vincere? Anche No, lì? io non ho mai pensato di vincere nelle partite di rugby, figurati in quel contesto. Ci posso credere? Sì, essendo molto scaramantico, io vado là. Gioco la mia partita, cercherò di mostrare la mia vera essenza. Io sono una persona di cuore, quindi Si percepisce questo ed è bello. questo è quello che farò. Bravo, bravissimo. Senti, quando tornerai partirà la tua rubrica di cucina qui all'Antenna Sicilia e di che cosa ci parlerai e soprattutto che piatti ci mostrerai. Allora, sono felicissimo di questo. Non vi dico che farò dei piatti che parleranno dell'Isola dei Famosi, perché là cibo I cocchi. cocchi a go-go. A go-go. Però faremo delle ricette partendo da una tradizione siciliana, ma modificate proprio per le mie esperienze di vita che ho fatto. Quindi cercando di riportare delle spezie che magari da noi sono oramai obsolete, che non utilizziamo più, quindi cercheremo di fare un percorso insieme anche a degli ospiti e capire, quindi ti invito. Grazie. Ti invito. Mi sento già coinvolto, guarda. Sfondi una porta aperta. Ottimo.
E quindi racconteremo questo aspetto di cucina che non è quella tradizionale, perché quella tradizionale la facciamo a casa. Se tu devi avere un contenuto televisivo o in un ristorante, devi avere qualcosa che ti stupisca. Quindi io spero di stupire i nostri telespettatori. Ma in generale cosa pensi dell'evoluzione della cucina? Per esempio anche qui da noi adesso ultimamente è più difficile trovare i piatti tradizionali, si trovano sempre quelli, come si dice, fusion? Sì, diciamo che c'è questa maniera di chiamarli un po' così, ma poi alla fine il succo è quello. In realtà determinate cucine, per esempio gli chef stellati, e in Sicilia ce ne sono tantissimi, da Palermo a Catania è pieno, e hai una cura di un dettaglio nella preparazione, hai delle preparazioni singole, hai una tecnica che non è comune e quindi anche le porzioni non sono chiaramente da ristorante nostro, però è un'esperienza. Sono più piccole. Sono più piccole, però è un'esperienza che ti fa capire l'altalena dei gusti, quindi cosa le tue papille gustative riescono a percepire, ma soprattutto quello che tu vedi, perché hai delle opere d'arte. Quindi è un percorso di contaminazione personale rispetto allo chef, alla cucina, al territorio, che vengono inserite in una bilancia. Questa bilancia è poi l'esaltazione che il commensale riesce a dare in quel momento in cui lo gusta. Beh, vedremo poi quello che farai tu, ma non c'è il rischio invece fuori dalla trasmissione, in giro, che i nostri giovani, i nostri ragazzi, come dire, perdano un po' i gusti nostri, cioè si focalizzano sul sushi, sull'hamburger? Sai, questo è un aspetto molto importante, perché effettivamente nonne e nonni arriveranno comunque a superare un'età e quindi a non essere più quelle figure che possono insegnare ai giovani quella tradizione della famiglia, dello stare insieme, anche del fatto di rubare un pezzettino di formaggio, come si faceva una volta. E quindi i genitori oggi devono pensarci, ecco. I genitori devono essere, come dire, quel passaparola o quel usanza, ecco, da nonno a genitore. Oggi il genitore lo deve fare con i figli, io lo faccio con mio figlio. Beh, tu anche perché hai i numeri per farlo, ma sì, non tutti sono all'altezza. In generale bisogna farlo, è anche il modo per condividere un momento con i figli, sì, in maniera giocosa. Sì. Sì, stiamo cucinando insieme, magari il figlio non fa niente, però assaggia, però si sta insieme, quello è il bello. Giustissimo. E la tua passione per la cucina com'è nata? È nata perché io sono stato sempre in famiglia e ho cucinato con i nonni, zii, sempre, perché ovviamente qua le cene o i pranzi sono almeno 30-40 persone, quindi bisogna iniziare a cucinare presto e quindi tutti davamo una mano. Poi sono stato un volontario alla Croce Rossa nei periodi di emergenza tra Lentini, Carlentini, Francofonte, emergenza Etna, mi toccava a me anche la curvée cucina, oltre a preparare col Corpo Militare della Croce Rossa. Quindi quella è stata un'esperienza nel preparare tanti numeri. Ecco. No, mi ha, come dire, dato la possibilità di imparare dei fondamentali in una cucina, tra virgolette, industriale, perché là per 2000-2500 persone abbiamo fatto emergenza Jugoslavia-Albania al campo di Buonfornello vicino Palermo e là ne avevamo quasi 5000 di profughi. Caspita. Quindi questo mi ha messo a dura prova, ma mi ha fatto apprendere tanto, quindi l'esperienza, la passione mi hanno portato a fare un percorso di conoscenza ulteriore. Oggi faccio una cucina che chiaramente rispecchia la mia persona, quindi questi passaggi mi hanno aiutato. Anche in nazionale cucinavamo per i ragazzi della nazionale, noi avevamo un giorno off. Il giorno off dovevamo stare solo giocatori, quindi lo staff tecnico, allenatori, medici andavano a mangiare fuori e noi cucinavamo per i nostri compagni di squadra. Quindi ci mettevamo insieme, io insieme ad altri ragazzi, però era bello, quello crea gruppo, ecco, fa squadra. Come in una famiglia cucinare insieme fa squadra. Ecco. Senti, e della cucina siciliana ne abbiamo già parlato, però in particolare cosa ti appassiona? Perché visto che siamo all'ora di pranzo, diciamo grosso modo. Pasta con le sarde
Perché? Perché è la più semplice, teoricamente, è la più povera e secondo me è quella che esprime il gusto al massimo. Chiaramente se è ben fatta, se c'hai le sarde che sono quelle fresche, che sono buone, che sono appena pescate. Perché? Perché a me piace la semplicità. La semplicità nei piatti vuol dire che tu stai esaltando due materie povere e le stai mettendo insieme. Poi puoi arricchire come meglio ti piace, però pochi ingredienti che si sposano bene insieme. Questo è il segreto? Sì, senza dubbio. Troppe cose vuol dire che tu vai a disperdere il gusto in un piatto e non va bene. 3-4 ingredienti sono sufficienti. Quindi Cosa non deve mancare mai da noi? secondo me non deve mancare mai l'agrume, perché noi nella nostra terra siamo pieni di agrumi e l'agrume sicuramente pulisce il palato quando abbiamo una pietanza grassa e quindi ti dà la possibilità di pulire il palato e riprendere una forchettata o una cucchiaiata come faccio io. Grazie, grazie mille, Grazie a buon te. viaggio verso l'Isola dei Famosi e buon ritorno nella cucina di Antenna Sicilia. Andrea Lo Cicero, grazie ancora. Grazie.